Nuovo atto intimidatorio per il magistrato favarese Laura Vaccaro. Una lettera anonima contenente minacce è stata trovata dalla stessa PM all'interno di un fascicolo mentre era in corso il processo alla cosca mafiosa di Carini. Il fatto è successo proprio dentro l'aula del Tribunale di Palermo. Nel messaggio l'inquietante frase «Sappiamo dove abiti». Sull'episodio, la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Agli inquirenti, invece, il compito di capire come la lettera sia giunta all'interno del Palazzo di Giustizia e, soprattutto, come è stato possibile nasconderla tra i fascicoli del processo. Incarti che nell'aula del Tribunale giungono solitamente un'ora prima dell'udienza. Sull'ingresso della lettera in tribunale potrebbero rilevarsi fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Alla dottoressa Laura Vaccaro, che segue anche processi sulle cosche mafiose trapanesi, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo, presieduto dal prefetto Umberto Postiglione, ha assegnato la scorta. La protezione del magistrato è a cura degli uomini della Guardia di Finanza. Nonostante la gravità del caso, però, niente auto blindata. Le poche risorse economiche a disposizione affidano gli spostamenti del PM ad una normale auto delle Fiamme Gialle. Alla favarese Laura Vaccaro, la nostra redazione giornalistica ed il nostro editore esprime piena vicinanza e solidarietà. La esortiamo a proseguire nel suo cammino di legalità, nell'auspicio che gli autori del vile gesto vengano presto individuati e consegnati alla giustizia.